Sangue sull'asfalto, ancora una tragedia della strada. A Sandrigo è l'alba quando un operaio in bicicletta, come tutti i giorni, va a lavorare nella zona artigianale. Ma questa volta succede l'imprevedibile. L'uomo, uno straniero di 57 anni, mentre sta pedalando in via Galvani, si scontra con una macchina. La dinamica dell'incidente deve ancora essere accertata. In quei terribili momenti l'automobilista è il primo a fermarsi e a lanciare l'allarme al 118. I medici e gli infermieri accorrono sul posto, ma purtroppo non c'è più nulla da fare. I tentativi di rianimazione dell'operaio sono vani. L'uomo è morto. Gli agenti di polizia locale hanno effettuato i primi rilievi per accertare le condizioni in cui è avvenuto lo scontro. Ma al di là della dinamica di questo incidente, per ridurre il numero dei morti, oggi bisogna rilanciare con forza il tema della sicurezza stradale. Innanzitutto desidero esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia della vittima, ma anche alla famiglia del conducente dell'auto. Credo che il dolore in queste circostanze sia davvero molto molto forte. Ma il mio vuole essere anche un appello sul tema della sicurezza stradale. Vorrei richiamare l'attenzione su quanto sia importante non sentirsi mai troppo sicuri quando si è alla guida di un'auto, di un mezzo, di una bicicletta o di un ciclomotore che sia. La massima attenzione al rispetto del codice della strada e soprattutto la massima concentrazione, perché una svista, un errore o talvolta la troppa sicurezza in se stessi può essere fatale.